Si celebra oggi la giornata mondiale sull'autismo sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione del 18 dicembre 2017 con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica circa un disturbo che riguarda una quota sempre maggiore della popolazione per stimolare l'impegno al miglioramento dei servizi e alla promozione della ricerca. Tante le iniziative organizzate anche dall'ASP di Agrigento. Stamani presso l'Istituto Politi un convegno rivolto alla famiglia, alla scuola e agli operatori. Una patologia di cui non si conosce ancora oggi, non si conoscono esattamente le cause. Sappiamo che è un aumento, è una malattia del neurosviluppo e ovviamente noi abbiamo dei servizi specifici per questo, il servizio di neuropsichiatria infantile che si occupa nello specifico proprio di questo. Le attività sono tante che abbiamo messo un po' in atto in questa giornata mondiale. Per noi le giornate mondiali sono sempre dei momenti molto importanti per parlare anche di prevenzione e di diagnosi precoce, quindi filmati, convegni, ma quello che è bello è anche il mondo dell'associazionismo che in questo ci ha dato proprio una spinta per collaborare a questo tipo di iniziative. Diciamo che le famiglie hanno meno figli, per cui diciamo che l'attenzione sui bambini anche da parte dei pediatri è abbastanza forte, però purtroppo ci accorgiamo, almeno dal nostro osservatorio, che c'è sempre un ritardo nella diagnosi di questo tipo di patologia, perché comunque esiste anche una rimozione, no? Esiste una rimozione rispetto a questo genere di cose che accadono ovviamente contro il nostro volere, però i ragazzi sono inseriti negli istituti scolastici, fanno una vita anche sportiva, una vita di relazione, quindi questo è importante la musica, è importante, ecco, tutte queste serie di attività per cui loro si sentono un po' insieme agli altri. Per questo per noi è importante questo, che loro si sentano insieme agli altri, insieme a noi, non sono isolati, non sono soli, non vengono additati, sono delle persone che hanno una relazione particolare. Sì, oggi questo 2 aprile è giornata che è mondiale, che l'ONU ha riconosciuto tale a partire dal 2007. È una giornata della sensibilizzazione e della consapevolezza dell'autismo. Noi l'apriamo con questo incontro che abbiamo organizzato a scuola, un incontro in cui... Volete che ripartiamo? Ah, pensavo che la campanella... Un incontro che abbiamo voluto fortemente a scuola, perché? Perché i ragazzi autistici, i bambini con autismo vivono nelle case, ma la loro seconda casa è la scuola. Ancora occorre costruire molto nelle scuole, perché si parla di integrazione, si parla di inclusione, ma non siamo ancora molto vicini ad avere realizzata questa inclusione a scuola. Sicuramente non è difficile e non è facile, perché occorrerebbe maggiore formazione per i docenti. L'iniziativa di oggi mira a coinvolgere i ragazzi, in particolare in questa aula magna noi abbiamo voluto che fossero presenti classi del biennio che hanno proprio gli alunni autistici come compagni speciali, perché pensiamo che loro avevano necessità di essere sensibilizzati sull'argomento e di parlarne. Ecco, l'obiettivo fondamentale è questo, noi vogliamo che se ne parli, perché il 2 aprile non deve essere solo più il 2 aprile, non ci deve essere più soltanto una giornata in cui le famiglie con autismo vedono i loro riflettori puntati. Occorre che se ne parli sempre, perché purtroppo l'autismo nelle case e nelle scuole è 365 giorni l'anno.